L'unica cosa che posso dire è che con certe persone io in consiglio comunale non mi siedo più, che facciano loro le riflessioni. È tranchant Stefano Marcon all'indomani delle dimissioni da sindaco di Castelfranco, più che un terremoto, una tempesta, tanto per citare il dipinto del castellano più celebre, il Giorgione, così come l'opera da secoli interroga gli storici dell'arte, tante le interpretazioni, così il gesto di Marcon scuote la politica non solo trevigiana, ma è Marcon stesso via WhatsApp a suggerire la strada e quelle certe persone in consiglio comunale altro non sarebbero se non i consiglieri comunali usciti formalmente dalla maggioranza nell'ottobre scorso. Da allora i rapporti si sono deteriorati. Non solo, sempre Marcon dice di voler distinguere le questioni amministrative da quelle politiche, a partire dal tema dei diritti civili e dal dibattito sui figli delle coppie omogenitoriali. Da amministratore sono più concentrato sul diritto al lavoro, all'abitazione, alla salute e alla povertà, e non per questo mi sento incivile, razzista e tantomeno omofobo. Quanto alla sua posizione nel Carroccio, Marcon si mette, testuali parole, tra quelli che professano di essere amministratori e non politici. Non penso mi espelleranno, se mi ricondurranno a un rispetto dei ruoli, cosa che condivido da sempre, mi adeguerò. Insomma, Marcon si dimette da sindaco, con tutte le conseguenze sulla provincia, ma al momento resta in Lega, in quella Lega che da poche ore ha terminato la sua torrida stagione congressuale. Dimitri Coin, segretario provinciale da febbraio, ospite della prima edizione, non nasconde come lo stupore iniziale sia diventato preoccupazione. Siamo riusciti a sentirci stamattina, ci sono 20 giorni per valutare un rientro delle dimissioni che, se dovessero andare in questa direzione, prevederebbero anche la caduta dalla carica di presidente della provincia, e quindi di fatto sarebbe uno sconquasso importante non solo per la politica leghista trevigiana, ma per la politica trevigiana, perché stiamo parlando di un sindaco di una città di 30.000 abitanti, stiamo parlando del presidente della provincia di Treviso, che è comunque la provincia più leghista d'Italia. La notizia è piombata sul congresso di Padova a urne chiuse mentre si aspettava la proclamazione del nuovo segretario. Tra l'altro Coin e Marcon si erano incrociati allo Sheraton poche ore prima, all'apparenza tutto nella norma, una sola battuta. Ma era assolutamente tranquillo e quindi eravamo d'accordo di vederci in settimana. Lui mi ha risposto con una battuta e mi ha detto: Dimitri, sicuramente ci vedremo. Una prospettiva che diventa a questo punto certezza per un incontro che, dice Coin, doveva essere fatto a suo tempo. Che la situazione di Castelfranco l'abbiamo vista l'anno precedente a Mogliano e l'abbiamo vista anche a Nervese la Battaglia. È mancata una guida politica seria a Treviso che sapesse intercettare le difficoltà dei sindaci e degli amministratori, e non solo di loro, e fosse intervenuta nei momenti opportuni. Perché quando intervieni troppo tardi e quando si sono innescate delle situazioni interpersonali è assolutamente difficile intervenire. Si è sentito solo Stefano Marcon? Stefano Marcon si è sentito solo, sì. Specie nei mesi passati. Ci sono 20 giorni per tentare di ricucire questa situazione. Io sono un ottimista di natura, però non nego che questa volta sia difficile. Sarebbe un danno, una ferita non rimarginabile. Sarebbe una ferita non rimarginabile per Castelfranco, per tutta l'area castellana, per tutta la provincia di Treviso, per la Lega in particolare, e non solo della provincia di Treviso.